Grazie a queste attività, grazie alle attività svolte, siamo riusciti a circoscrivere l'area ove la minore verosimilmente orbitava negli ultimi giorni e grazie a questa attività, diciamo, di localizzazione, ma soprattutto grazie alla segnalazione di un privato cittadino che segnalava la presenza della stessa all'interno di un'attività commerciale, di un ristorante dell'area nord di Vicenza, in particolare di Montecchio, si riusciva appunto a localizzare la stessa e i colleghi della tenenza di Montecchio la prendevano in consegna e la affidavano al papà. E il lieto fine in cui tutti speravano, questa volta fortunatamente è arrivato. Quelli raccontati dal comandante dei carabinieri della stazione di Poiana Maggiore sono i momenti conclusivi della ricerca di Gloria, la ragazzina di 13 anni che si era allontanata da casa 10 giorni fa. L'allarme era stato lanciato subito dal padre che, dopo aver accompagnato l'adolescente alla stazione dei bus di Noventa a Vicentina per recarsi a scuola, non aveva più avuto notizie della figlia. All'istituto professionale dove studiava avevano certificato l'assenza lo stesso mercoledì 14 settembre. Immediato è scattato il piano provinciale di ricerca previsto in questi casi, mobilitando anche gli organi di informazione. Provvidenziale anche la presenza di un carabiniere donna nella pattuglia che alla fine ha individuato la tredicenne in un locale di Montecchio. L'atteggiamento e le modalità amichevoli dimostrate sono state fondamentali per conquistarsi la fiducia della ragazzina. Il Comando Provinciale di Vicenza, attraverso tutte le sue articolazioni territoriali, fin dall'inizio ha dato massimo impulso alle ricerche della stessa, disponendo che in ogni autovettura di servizi perlustrativi vi fosse una fotografia della ragazza al fine di consentire al personale una più agevole localizzazione della stessa. Come comando stazione abbiamo cercato di essere quanto più vicini possibili alla famiglia, al padre in particolare, con costanti contatti, con un dialogo e un confronto quotidiano.